per 5 minuti. Grazie signor Presidente, cercherò di utilizzarli bene. Io intervengo in questa discussione generale che tocca un provvedimento dove la Commissione cui appartengo non ha una competenza prevalente, ma solo incidentale per i motivi che presto vi dirò. Come ella sa, Presidente, io sono attualmente impegnato nella saga del ristori. C'è stato l'episodio 1, il ristoro fantasma, l'episodio 2, l'attacco alle partite IVA e adesso aspettiamo, pare, l'episodio 3, la vendetta degli Ateco. Andiamo avanti con questo modo di legiferare un po' estemporaneo. E qui viene il primo punto che fa un po' crollare la retorica dell'afflato cooperativo. Io sono qui perché un provvedimento che era quello sulla proroga, un decreto che prorogava l'invio delle cartelle, è stato inserito come emendamento all'interno di un provvedimento che si occupava di tutt'altro. Dico a beneficio di chi sta fuori da quest'Aula che questo è un modus operandi assolutamente lecito, ma che non favorisce l'intervento delle commissioni di merito e non rende molto facile per l'opposizione leggere i provvedimenti. Adesso nel ristori arriveremo a dei livelli di virtuosismo che non riesco neanche ad immaginare. È stato detto che questa è una guerra e che quindi io apprezzo molto la maggioranza, questa maggioranza mi affascina perché è caratterizzata da un certo strabismo. Ci sono dei momenti in cui pare che abbiamo a che fare con un cataclisma epocale, come in effetti è. Siamo in una guerra atroce, tra l'altro, perché a differenza delle altre guerre, ha una strana asimmetria. Io guardo le statistiche dell'Istituto Superiore di Sanità. Sotto i 50 anni si situa all'1,1% delle vittime, il che significa che questa guerra sta cancellando la memoria storica di intere comunità, sta cancellando le generazioni dei nostri genitori e dei nostri nonni. E questo è un fatto estremamente grave. Ma se siamo immersi in una situazione così grave, perché poi quando andiamo in Europa a contrattare sugli aiuti di Stato non andiamo ad eccepire la calamità naturale come esimente dalle regole sugli aiuti di Stato? Oggi c'è un interessante articolo sulla Verità che contesta al governo il modus operandi nel contrattare il cosiddetto quadro temporaneo in Europa, e da lì temo che avremo delle tristi conseguenze. Vorrei parlare delle risorse, quindi il discorso sul metodo l'ho fatto, è inutile continuare con questo accavallarsi di decreti. Ricordo quando a marzo, mentre forse involontariamente prendeva in giro dicendoci che nel decreto aprile avremmo avuto spazio emendativo, il ministro Gualtieri diceva che con il decreto aprile poi si sarebbe andati diretti alla legge di bilancio. Sapete anche voi, adesso i decreti si accavallano all'interno della stessa settimana. È chiaro che siamo tutti in confusione. Parliamo delle risorse che si dividono in due, quelle che ci sono e quelle che non ci sono. Quelle che ci sono e non vengono spese, e quindi bisognerebbe chiedere al Governo, come ha chiesto l'onorevole Garavaglia alla Camera, di farci una lista dei decreti attuativi che non sono stati emessi e quindi di quante risorse effettivamente residuino rispetto a quelle che sono state annunciate, perché questo è un tema, perché poi dopo in Commissione ci viene detto che non abbiamo spazio per emendare, ma sappiamo che, come ricordava il collega Zaffini, i soldi raccolti sui mercati restano nelle casse del Tesoro. E parliamo delle risorse che non ci sono. Allora io vorrei portare all'attenzione di quest'Aula un episodio piuttosto grave, che apparentemente non ha un'attinenza diretta con questo provvedimento, forse non ce l'ha, ma che è indicativo della situazione in cui abbiamo messo il nostro Paese. Qualche giorno fa, 2 giorni fa, Mersch, che è un rappresentante del direttorio della Banca Centrale Europea, ha detto che se gli Stati membri non accetteranno di indebitarsi con la Commissione prendendo fondi o dal SURE o dal MES o dal Recovery Fund, la Banca Centrale Europea potrà rifiutarsi di acquistare i loro titoli. Che cosa voglio dire con questo? Quello che è evidente è che la Banca Centrale Europea sta facendo politica e che le istituzioni europee stanno sfruttando questo momento, questa grave pandemia, per portare avanti il progetto politico con la loro logica, che è la solita, la logica del ricatto, cioè il modo in cui noi assistiamo alla gestione della crisi è questo, esattamente come abbiamo avuto un episodio noto in cui si è creata una moneta senza Stato, ora si vuole andare avanti sulla stessa strada creando un debito senza Stato. E il debito senza Stato, dovrebbe far sorgere delle domande in ognuno di noi, no? Mi avvio a concludere, Presidente.
E la domanda è: chi lo gestisce? Come? Con quali criteri? Questa domanda nessuno se la pone, come nessuno si pone la domanda di quale responsabilità politica abbia un burocrate che vuole dettare con l'arma del ricatto le politiche finanziarie e le politiche per lo sviluppo e per la ripresa dei singoli Stati, decidendo lui a quale mix di risorse i singoli Stati debbano ricorrere per finanziarle. Questo in un momento in cui i mercati sono estremamente generosi nei riguardi del Tesoro italiano. Le ultime collocazioni di titoli di Stato hanno tassi negativi, letteralmente i mercati pagano il Tesoro italiano per potergli prestare dei soldi. E allora qui il punto qual è? Che questa Europa che crede tanto nel mercato ci impedisce di accedere al mercato e ci impone di accedere ai suoi prestiti per poterci poi dettare le linee guida di come spenderli. Ma allora, se il tema è questo, voglio dire, se la BCE non vuole acquistare titoli, smetta di farlo. Se la BCE smette di acquistare titoli di Stato, smetta di acquistare tutti i titoli di Stato, un secondo dopo tutta l'Europa, tranne l'Italia, sarà sott'acqua. È questo il gioco al quale vogliamo giocare o vogliamo invece, in un'ottica di vera solidarietà e di vera cooperazione, affrontare veramente tutti insieme la pandemia? Perché il tutti insieme non è qua dentro. Io non faccio il piagnisteo del governo che non ci ascolta. Il governo può tranquillamente non ascoltarci e vengo al terzo punto fulmineo, che è responsabilità. Basta che chi è qua fuori sappia che le responsabilità delle scelte di chi governa sono di chi governa e non di chi come noi fa opposizione. A noi basta questo. Che poi veniamo presi in giro e che ci si faccia perdere tempo con delle profferte di cooperazione che non portano da nessuna parte, di questo possiamo tranquillamente fare a meno, signor Presidente. Grazie. Grazie senatore Bagnai. È iscritta a parlare